volley giovanile femminile di Treviso riporta in auge il nome della Spes Conegliano che dopo il triste e recente epilogo riguardante la Serie A porta a casa il titolo provinciale in Under 14 sconfiggendo in finale il Codogné per 3-0. Abbiamo iniziato male ogni set, però siamo riusciti a riprendere e a vincere e siamo contente del risultato che ci aspettavamo da sempre. Mi dispiace da una parte perché non abbiamo sviluppato il gioco che sappiamo fare, però è una finale. È la seconda finale consecutiva che abbiamo fatto in questi 2 anni, l'altra volta l'abbiamo persa, questa volta l'abbiamo vinta, quindi ci sta a giocare così, è un gruppo che merita il primo posto perché lavora tantissimo, fa tante partite, partecipa a tornei nazionali, internazionali, quindi meritano di vincere una finale. Dal punto di vista tecnico, per la cronaca, le squadre non hanno dato il meglio, complice l'emozione che a 13 o 14 anni può diventare la vera protagonista in campo. C'era molta tensione, preferivamo vincere, ma siccome nei momenti più importanti non li abbiamo sfruttati, abbiamo perso. Ci stiamo allenando in maniera molto pesante, cercando di dare il massimo ogni volta e poi si vedrà come andrà la nostra stagione finale. Partita brutta, giocata male, secondo me anche dalla squadra avversaria, mi permetto di dire perché l'ho visto giocare meglio in altre occasioni, come abbiamo giocato meglio in altre occasioni anche noi. Purtroppo la differenza l'hanno fatta la battuta alla ricezione e qualche errore banale di troppo. Affrontiamo le regionali con spirito leggero, insomma, anche l'anno scorso abbiamo fatto come sfida e poi ci siamo trovati in finale regionale. Quest'anno sicuramente sarà più dura, speriamo di replicare, per quanto sia difficile, il filone che abbiamo fatto l'anno scorso, secondo in provincia, e poi siamo riusciti comunque ad arrivare in finale regionale. Interessante conferma in queste finali di Under 14 femminile tenutesi a Vazzola è che in tutte e 4 le squadre partecipanti, terzo e quarto posto compresi, ci siano atlete presenti in rappresentativa provinciale. Terzo e quarto posto e primo e secondo posto abbiamo quasi tutta la selezione femminile, quindi vuol dire che gli allenatori hanno ben lavorato, hanno ben cercato il meglio del meglio della selezione e quindi mi auguro un buon risultato. Sono contento per la Spes perché ha vissuto un periodo particolare, speriamo che riesca a risollevarsi. Le 4 formazioni che sono arrivate sono sicuramente la punta dell'iceberg di quella che è un'attività con oltre 40 squadre che erano partite per quanto riguarda tutti i gironi. Sono state tutte partite finite 3-0, ma sicuramente molto equilibrate quelle femminili, un po' meno diciamo il terzo o quarto posto, ma sappiamo che a volte l'emozione la gioca alla grande nelle fasi di finale. A proposito di terzo e quarto posto, termina il campionato il Mogliano quarto, mentre accede alla fase regionale la Giorgione Pallavolo di Castelfranco terza. Il torneo è andato bene, oggi potevamo impegnarci di più, però è la prima volta che arriviamo qua, quindi siamo contente. Comunque per il lavoro che abbiamo fatto ci siamo meritate di arrivare fino a qua e abbiamo fatto grandi fatiche, anche se qua non abbiamo dato proprio il meglio, però comunque siamo riusciti a vincere. Adesso andremo alle fasi regionali, essendo arrivate terze, e ci aspettano delle dure partite, però ce le giochiamo fino in fondo.